Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto, siamo arrivati a lunedì 17 dicembre 2018, replay da Teleeuropa Network. Parleremo di quello che è successo ieri in Serie B, parleremo del pareggio e del Cosenza dopo 24 ore dal rinvio per l'impraticabilità del San Vito Marulla. 0-0 contro il Benevento di Mister Bucchi. Parleremo dell'altro pareggio, quello del Crotone contro Zenga, ed il Venezia era passata in vantaggio la formazione lagunare, poi c'è stato il pareggio di Budimir su calcio di rigore. Ascolteremo poi le interviste del dopogara sia di Massimo Oddo per il Crotone sia praticamente di Mister Braglia per il Cosenza, che è stato allontanato dall'arbitro, il signor Pillitteri di Palermo, dopo 40 minuti, e al suo posto ha diretto l'Orchestra Sinfonica Rosso-Blu, permettetemi di dire, Roberto Chiuzzi, vice allenatore, che è qui con noi questo pomeriggio. Grazie a Roberto Chiuzzi per aver accettato l'invito. Grazie a voi, buonasera a tutti. E naturalmente grazie ad Alessandro Russo, che è arrivato giusto in tempo. Ci sono delle manifestazioni, la città è bloccata, abbiamo ricevuto messaggi, mail, comunque ce l'hai fatta, sul filo di lana ce l'hai fatta in qualche modo. Grazie ad Alessandro Russo della Gazzetta dello Sport e grazie naturalmente al nostro compagno di viaggio e d'avventura Aldo Cennamo. Salve a tutti. Io naturalmente vado a ringraziare Enzo Leonetti in regia, Luca Chitti e Giuseppe Costanzo alla messa in onda e come al solito Michele Cava a dirigere le camere. Allora, Alessandro, vogliamo andare a vedere quello che è successo in Serie B? Volentieri. Andiamo a vedere allora i risultati che sono maturati in questo fine settimana con la relativa classifica generale. Eccoli qua. Ascoli Cittadella 1-1, Brescia nel posticipo di ieri ha battuto il Lecce di Liverani per 2-1, Carpi Salernitana 3-2, Cosenza Benevento 0-0, Crotone Venezia 1-1, Foggia batte Cremonese nell'anticipo 3-1, poi Verona Pescara sarà il posticipo. Un pareggio per 1-1 tra il Palermo e il Livorno e poi un altro pareggio sempre 1-1 tra il Perugia e lo Spezia. Andiamo a vedere dunque la classifica generale che vede sempre Enzo Leonetti al comando il Palermo con 30 punti. C'è stato un sorpasso, la formazione praticamente del presidente Cellino si è portato al secondo posto con 27 punti, a 26 troviamo Pescara e Lecce che si è fermato, a 25 il Cittadella, a 22 il Verona che come dicevamo deve giocare ancora la partita in posticipo, 22 il Benevento, 22 anche per il Perugia, poi a 21 punti lo Spezia, 20 punti per Venezia, Ascoli e Salernitana, 19 per la Cremonese, 15 punti per il Cosenza, 13 Crotone Carpi, 12 punti per il Foggia, 11 punti per il Padova e chiude la classifica generale il Livorno con 10 punti. Eccola qua, questa è la classifica generale, torniamo in studio. Cosa ha detto questo turno di campionato, Alessandro? Ma per la zona alta della classifica sicuramente, come dicevi bene tu, la notizia è il risultato gobbo fatto dal Brescia ieri, che ha battuto il Lecce all'ultimo respiro in questa gara e si è messo lì sorprendentemente nelle zone importantissime della classifica. Poi c'è questo pari interno del Palermo che ha un po' bloccato il corso degli eventi rosanero. Per quanto riguarda invece la zona bassa della classifica, c'è da segnalare la vittoria del Carpi, che è riuscito a battere 3-2 la Salernitana, poi una serie di pareggi, il Livorno soprattutto che ha fatto un bel pari a Palermo, il Crotone e il Venezia ancora pari, e il Cosenza, di cui parleremo diffusamente, che pur giocando un buon match non è riuscito a far sua l'intera posta in palio. È una classifica che, se guardata dal punto di vista delle squadre calabresi, più da parte del Cosenza, perché crediamo anche che il Crotone abbia strumenti per tirarsi fuori, ma speriamo lo abbia anche il Cosenza, è pericolosa per la divaricante proprio numerica, pronunciata, pericolosissima, di una classifica spaccata a due tronconi. Ci sono 5 squadre, forse 6, che lottano per salvarsi e le altre sono in una zona di
difficile da ipotizzare l'aggancio, servono almeno 2, 3, forse 3 vittorie consecutive per riprendere quota, quindi diciamo che non volendo fare una repetita, ma dobbiamo farlo ancora una volta, il Cosenza nel girone di ritorno dovrà fare un punteggio play-off per centrare la salvezza. Grazie Alessandro Russo. Allora io vado subito sull'amico Roberto Chiuzzi, vice allenatore, dicevo, del Cosenza, è il secondo di Braglia. Cosa ha detto finora questo campionato, le squadre che avete incontrato, che impressioni ti hanno fatto e che ruolo potrà recitare naturalmente il Cosenza anche alle luci di tutte le partite disputate, considerato che il Cosenza poi l'ultima di campionato dovrà riposare sia nel girone di andata che in quella di ritorno, e lì chiaramente bisogna un po' avere dei punti a disposizione per gestirsi al meglio, almeno 2 o 3 partite prima della fine del campionato. E considerato che poi domenica prossima il Cosenza, poi lo diremo più in là, comunque lo anticipo, giocherà a Venezia contro la formazione di Zenca con inizio alle ore 15. Roberto Chiuzzi. Allora, ci siamo arrivati quasi alla fine del girone d'andata, sì, ci siamo confrontati un po' con tutte le squadre, quindi con quasi tutte. Dal Palermo, insomma, a Cremonese, tutte le altre, Cittadella, sicuramente il Cosenza ha dimostrato di potersela giocare con tutti, ha le armi giuste per giocarsi al meglio questa salvezza. Giustamente, come dice Alessandro, sappiamo che nel girone, vediamo a che punteggio chiudiamo il girone d'andata, e sappiamo che il girone di ritorno dovrà essere un girone dove dovremo fare punti domenica su domenica per arrivare a una salvezza tranquilla. Siamo forti del fatto che affrontando grosse squadre come il Palermo te la sei giocata ad armi pari. Con il Palermo, sia con la grande che con la piccola, questo campionato dice che appena sbagli la paghi, appena sbagliano le altre è giusto che tu devi punirle. Vedi ieri, quando siamo riusciti a creare quelle occasioni da gol, oltre alla bravura magari del loro portiere, dovevamo essere un po' più cinici nel chiudere la gara, anche perché ieri ha dimostrato, noi in un'unica occasione abbiamo sbagliato in uscita su un fallo laterale nostro, è stata qua la parata di Perina su coda. Quindi ecco, quando in questo campionato appena ti apri un po' e lasci un po' scoperta qualche zona, puoi soffrire. Lo facciamo bene anche noi, dobbiamo essere bravi a finalizzarli. Ad Aldo invece, grazie Roberto per questo primo intervento, volevo chiedere un po' il discorso del rinvio della partita, l'impraticabilità del terreno di gioco del San Vito Marulla, i social scatenati, i quotidiani sportivi sia regionali che nazionali a Quitrino Cosenza, eccetera. È stata tirata in ballo l'amministrazione comunale, è stata tirata in ballo la società del Cosenza Calcio. Ecco, più tardi dovremmo avere al telefono sia il sindaco di Cosenza Mario Chiuto che il presidente del Cosenza Calcio, appunto Eugenio Guarascio. Speriamo che riusciamo a metterci in contatto con loro. Allora Aldo, vogliamo un attimino riassumere quello che è successo in effetti sabato, perché poi c'è stato il rinvio di 24 ore, ieri si è giocato, ma signori miei il terreno di gioco era in pessime condizioni, anche perché ogni allenatore che viene qui, caro Roberto, ripete sempre la stessa storia. Poi ieri Braglia si è seccato, insomma si è lasciato andare a qualche battuta un po' toscanaccio com'è, e quindi insomma lo stesso Bucchi non si poteva giocare, lì la palla non rimbalzava, da questa parte nemmeno. Però noi non ci siamo tirati indietro nel giocare palla, sì. Loro saltavano qualsiasi zona di campo per andare a giocare su queste seconde palle. Effettivamente quindi noi comunque siamo riusciti a giocare. Se era un pantano non si riusciva poi alla fine. Sicuramente c'erano alcune parti dove era Bucchi, sì, c'erano alcune parti dove non era molto praticabile, però noi abbiamo comunque giocato palla, sì. Perché il nostro credo è quello che dobbiamo fare. Guarda, io ho visto Idda, perché a me è piaciuto molto tutto il reparto difensivo, come mi è piaciuta tutta la squadra, Palmini in particolare, eccetera. Però nel momento in cui si trovava in quelle zone di campo un po' particolari, metteva sempre la palla in fallo laterale. Lì ho capito che il ragazzo dice non mi fido del terreno di gioco, perché se poco si ferma, un giocatore avversario la può prendere. Lui è un ragazzo molto pratico, molto affidabile, quindi dà anche un segnale ai compagni. Ci sono le situazioni dove è giusto fare in questo modo. Aldo Cenno, ma allora, ricapitolo un po' per i nostri telespettatori. Allora io penso che bisogna partire un pochino dall'origine, cioè quanto si è pensato di rinnovare il Marulla dal punto di vista del terreno di gioco. C'è stata tutta una storia
che l'abbiamo vissuta, tant'è vero che abbiamo perso anche la partita a tavolino con il Verona, per quello che tutti sappiamo. Si è cercato di porre rimedio affidandosi a delle ditte, ad una ditta che ha presentato un curriculum pensando che avesse le credenziali giuste per poter fare questo tipo di lavoro. Si è affidato il tutto anche ai tecnici, quelli che devono poi sorvegliare come vengono fatti i lavori, e malaguratamente è successo che un sabato che si doveva giocare con una pioggia, diciamo, una pioggia lieve, pioggia se vogliamo, una pioggia british, il campo sportivo del Cosenza ha subito quello che molti avevano pensato potesse subire. È successo che il drenaggio del Cosenza, che non è stato toccato, precisiamo, il vecchio drenaggio del Cosenza è rimasto così com'era, quindi nel momento in cui è stato fatto il nuovo manterposo è successo che probabilmente le falde c'è stato il terreno si è bloccato, cioè non respira, non ha eliminato l'acqua, perché qualche cosa, secondo me, o il materiale che hanno messo è un materiale di natura diversa rispetto a quello che invece prevede il drenaggio, oppure è successo che quando è stato rullato questo terreno di gioco ha subito una rullatura molto più pesante rispetto a quella che poteva sopportare il drenaggio che già c'era. Quindi che cosa fraggo io a debito a tutto questo? A debito che probabilmente io ho visto anche il comunicato e quello che sta facendo e che farà il sindaco. Ha chiamato il sindaco sia il direttore dei lavori alle proprie responsabilità che la ditta che ha fatto il lavoro, per capire che cosa è successo, perché se un tecnico dei lavori ad un sindaco gli va a dire che è tutto a posto, che è tutto tranquillo, che tutto va bene, il sindaco non è che può andare lì sul posto, andare a verificare giorno per giorno, si fida di quelli che sono i tecnici, quello che hanno detto i tecnici, per cui adesso vedremo come andrà a finire. Intanto, da quello che ho saputo ieri anche al campo sportivo c'era l'assessore Vizza, pare che se il tempo lo permetterà, da qui ai 7-8 giorni che mancano per la partita, stanno pensando di andare a verificare proprio materialmente per vedere se riescono a capire il motivo per cui l'acqua non ha drenato e quindi il campo si è allagato, per cui speriamo che succeda questo, perché altrimenti se dovesse continuare a piovere come sta piovendo con la Salernitana alle 21 di giovedì, meglio trovare uno stadio alternativo, secondo me difficilmente riusciamo a giocare. Allora c'è bisogno di capire che è successo, se c'è una responsabilità vanno immediatamente fatti capire e capire che cosa è successo, quindi le responsabilità, se ci sono, vanno automaticamente denunciate a chi di competenza. Grazie Aldo. Allora Alessandro, per chiudere, prima di andare a vedere gli highlights, riguardo il campo, sì, vabbè, è la notizia del giorno, voglio dire, perché il 27, come giustamente diceva Aldo, ci sarà alle 21 Cosenza Salernitana, ma signori miei, se viene a piovere il giorno prima, non è che uno deve fare la danza del sole della pioggia di un tempo e pregare che praticamente esca il sole, altrimenti non si gioca. Ed è stato anche detto dalle colonne del Corriere dello Sport, è stato invitato il Presidente a trovare uno stadio alternativo. Questa è la verità. Alessandro. No, io volevo fare una domanda così retorica, ma il Cosenza gioca in Serie B? Sì. Ecco, bene. Quindi, siccome giochiamo in Serie B, ci sono delle normative ben precise che hanno costretto, pena la mancata iscrizione, a rifare ex novo il manterboso. Ristrutturare il manterboso e a rimetterlo a posto. Il risultato mi sembra davvero grottesco, perché basta ricordare che il Cosenza è l'unica squadra professionistica, io non ne ho memoria, che ha fallito il proprio esordio in casa in una partita che non mi sembrava proprio un amichevole, Cosenza-Hellas Verona. Diciamo che c'era un episodio tremendo da portare agli annali della storia del Cosenza, di tutto, dello stadio, della città. Il secondo episodio, veramente più che grottesco, perché io a memoria mia, sia di sportivo, di supporter, ma anche di addetti ai lavori, di giornalista, io non ricordo mai una partita rinviata a Cosenza per impraticabilità di campo. Io da 40 anni non me lo... mai. Con una pioggerellina di quel tipo. C'era un responsabile, una persona che ha lavorato sempre allo stadio, che mi ha riferito che alla prima pioggia il Cosenza non avrebbe giocato in casa. Infatti. Ma il problema diventa grottesco e pericoloso, perché al di là delle cose che diceva giustamente Aldo, delle responsabilità nelle quali non mi va di entrare, nel quanto che è così oggettivo che i lavori siano
non hanno portato al rinnovo del Manderboso, non c'è bisogno di una grande retorica per dirlo. Il problema fondamentale è che il Cosenza rischia, se ci sarà un altro episodio, uno stop da parte della Lega di Serie B, cioè verrà invitato ufficialmente a trovare un campo alternativo, ciò vuol dire giocare in campo neutro. Ieri girando nella zona VIP dello stadio mi sono avvicinato dove di solito si fa il rinfresco e ho trovato che usciva trafelato l'arbitro Longhi, sì, che era ospite, nessuno lo sa, me lo devo dire, me lo sono trovato di fronte. L'ingegnere Carlo Longhi. Ecco, esattamente. Sì. Longhi evidentemente è venuto a vedere la situazione dal vivo. Questo è un segnale di interesse ma anche preoccupante, perché è evidente che il Cosenza non gioca più in Serie C, gioca in B, che è l'anticamera della Serie A, si gioca con obblighi televisivi e ci sono problemi di gestione. Siccome il Cosenza rischia pesantemente di trovare è bene che queste cose si dicano a rimpiangere, perché bisogna dirlo per rispetto della città, per rispetto di noi stessi, della storia e della cronaca di quello che succederà, che il Cosenza rischia pesantemente a fine campionato di dover rimpiangere i possibili 3 punti con il Verona, si faccia in modo di evitare di costringere il Cosenza a giocare in campo neutro, anche perché, diciamocela tutta, è veramente incredibile costringere un pubblico come quello del Cosenza a ballare il tip-tap sulle date. Convocato un sabato di dicembre per un match, si è trovato a dover spostare la propria location ideale, mentale, psicologica ad un'altra giornata, si è dovuto ricollocare tutto. Ora il timore è pesante che il Cosenza rischi non solo di non farcela per problemi tecnici, numerici, di punti, ma che ci sia anche un aggravante, perché è una squadra che ho sempre definita magica, e c'è Roberto Occhiuzzi che ama, so bene che ama l'appellativo di principe, se l'è meritato sul campo per aver giocato con grande amore nei confronti di questa maglia e continua a farlo in panchina. Questa squadra è sì magica, ma ha bisogno di giocare nelle condizioni ideali, non si può pensare di dover giocare su un campo dove il pallone viene lanciato e non rimbalza, oppure con un po' di pioggia viene rinviato il match, perché poi i problemi saranno numerici, e il problema numerico c'è, perché il Cosenza si trova ad analizzare, Franco, e chiudo, una classifica dove è l'unica squadra di tutto il ranking della Serie B che non ha giocato una partita e se la trova persa. Dio mio, 3 punti saranno, a mio avviso, speriamo di no per il Cosenza, ma saranno decisivi nella lotta salvezza. Vorrei aggiungere una cosa. Sì, perché ci dicono dalla regia che da qui a qualche momento dovremmo avere il sindaco della città Mario Chiuto al telefono e successivamente il presidente del Cosenza Calcio e Eugenio Guaraccio. Siamo pronti dalla regia, vediamo un attimino di metterci in contatto perché qui siamo praticamente... 30 secondi a quello che ho detto, aggiungo che mi era sfuggito prima. Prego Aldo. A tutto questo si aggiunge una cosa importante, che tutti i pareri dopo quello che è successo col Verona, dopo che hanno messo di nuovo mano al campo, sono stati favorevoli, compresi quelli della Lega che sono venuti a fare i sopra loro, quindi hanno fatto anche le prove di carico, le prove di scarico, tutto quello. Allora com'è possibile, se tutte queste prove sono tutti questi nulla osta ci sono stati, che poi il terreno subisce questa involuzione nel momento in cui c'è un po' di pioggia? Allora qualcosa non ha qualcuno qui ha bleffato, qualcuno qui non dice il vero, qualcuno qui ha fatto un lavoro che proprio non è un lavoro fatto bene e bisogna di nuovo metterci mano. 300.000 euro spesi così per un'amministrazione non sono poco, quindi le responsabilità vanno ricercate, le responsabilità. Vediamo se abbiamo il sindaco, questa è la verità. Se riusciamo a metterci in contatto col sindaco. Non chiedo di dirlo a Roberto Chiusi, ma Aldo, tu sei mai stato sul terreno di gioco negli ultimi 2 mesi? Io proprio con i piedi? Sì, ce l'ho allora, io ho avuto il piacere, eravamo insieme, ma anche dopo qualche partita ho il piacere ogni tanto di calpestare quell'erba. C'è un effetto strano, cioè, sembra di stare su una cosa che galleggia, mi sembra una cosa... Stiamo dicendo la stessa cosa. Cioè, è una situazione che va risolta, anche perché, ripeto ancora una volta, non è un amichevole Cosenza-Benevento. Il Cosenza ieri, come diceva bene Roberto Occhiuzzi, ha giocato palla a terra, ha cercato di dare il meglio di sé, ma è stato penalizzato anche il Cosenza e non solo il Benevento.
Roberto, noi con Cannocchiale alla tribuna stampa vedevamo in effetti che io sono d'accordo su quello che rimbalzava male. Ma io sono sentire la tua, su quello perché che io dico che praticamente i ragazzi in campo sono stati eccezionali, Alessandro, da una parte e dall'altra, anche per l'equilibrio stesso. Ha detto una cosa, perché a me piace parlare, poi a noi interessa il lato tecnico. Bravo. Ha detto una cosa esatta: con un campo migliore il Cosenza avrebbe fatto ancora un'altra partita, perché sono le nostre armi alcune cose, quindi il giocare a calcio, quindi è vero quello che dice Alessandro. La nostra difficoltà in questo momento qual è? Di tenere il più distante possibile a livello mentale i ragazzi da queste situazioni. Benissimo. Perché a noi interessa che loro in qualsiasi campo si giochi, è normale, noi vogliamo giocare al San Vito nel miglior campo, perché vogliamo avere i nostri tifosi e vogliamo avere un campo bellissimo. Però noi dobbiamo essere bravi, noi staff, a tenere loro sempre carichi mentalmente, a far capire che a noi queste difficoltà dovranno essere un'arma a nostro vantaggio. In che senso? Che superiamo questi momenti difficili, stiamo vicini ai ragazzi per poi fare un campionato di ritorno dove diremo davvero la nostra. Benissimo, e allora in attesa della telefonata col sindaco della città Mario Chiuto, Enzo Leonetti, andiamo a vedere gli highlights di Cosenza Benevento prima della pubblicità. Grazie. Cosenza Benevento, vediamo se arriva la partita, così poi torniamo in studio. Cosenza Benevento. Con 23 ore di ritardo, ma in condizioni climatiche del terreno di gioco decisamente migliori, Cosenza e Benevento si affrontano a San Vito Gigi Marulla. Alla fine ha avuto ragione la Lega ad insistere per far giocare la gara un giorno dopo, senza aspettare il nuovo anno. Braglia e Bucchi lasciano le formazioni invariate e la gara ha un'impronta ben precisa. Sono i lupi a dar la caccia alle streghe, stimoli e necessità di classifica fanno la differenza, al di là dei valori presunti e del monte ingaggi. Al secondo assalto i rossoblù sfiorano il vantaggio, Montipò è reattivo sul colpo di testa di Dermacu, la traversa gli dà una mano, poi Tutino si avventa sul pallone ma viene spinto da Antei, vistosamente ma non per Pillitteri. Gli ospiti non riescono a uscire dal guscio, solo una chance concessa dal centrocampo rossoblù libera Coda al tiro, ma Perina sventa il pericolo. Molto più convincente il Cosenza, che però si perde al momento di concludere a rete. La sgroppata di Dorazio sulla fascia sinistra trova pronta la difesa campana. Poco dopo è Bruccini a gestire un pallone con la massima lucidità, ma l'Eurogol di Tutino resta soltanto un desiderio. Sul finire del primo tempo, il tecnico Braglia è costretto a lasciare la panchina al vice Occhiuzzi, un'incomprensione con l'assistente dell'arbitro che lo spedisce in curva nord. La ripresa a ritmi più lenti e il Benevento ne approfitta per spaventare il Cosenza con un'azione personale di Bonaiuto che conclude a rete. Perina è sulla traiettoria, ma l'azione più pericolosa la costruisce la squadra silana con Mungo che elude il fuorigioco e si avvicina all'area avversaria. L'assist per Dorazio è intelligente ed efficace, ma la conclusione dell'esterno è smorzata da un difensore giallorosso che evita la rete del vantaggio. Nel finale, con Baez, Magniero e Garitano in campo, è Bruccini a sfiorare il colpaccio. Il pallone si perde di un soffio al lato in uno degli ultimi assalti che non schiona il risultato. E il Cosenza ci ha provato questo forcing finale, poi con l'ingresso, poi dal punto di vista tecnico ne parlerà qui il vice di Braglia Roberto Chiuzzi, con l'ingresso Roberto Di Garritano, l'ingresso di Baez, ci avete provato in tutti i modi. C'è stata quell'occasionissima di Dorazio, Munco si è inserito benissimo nello spazio, ha dato la palla a sinistra e lì magari c'è stata poca convinzione e poca determinazione nel tiro del terzino sinistro, e poi il colpo di testa di Bruccini sui titoli di coda che è finito sull'esterno della rete. Te la parola. Sicuramente in quell'occasione di Dorazio, ecco, qui c'è da dire, non per dare alibi ai nostri ragazzi, però era in una situazione di campo dove la palla lui voleva magari, doveva anche portarla un po' avanti, perché avrà pensato, dice non la sposto di qua perché altrimenti vado a finire dove c'è un po' di pantano, quindi però dai, è stato, diciamo, un errore di valutazione del ragazzo, ha sbagliato, è normale, io ho giocato a calcio, quando sbagli un gol ne sei cosciente, quindi assolutamente, e non è da crocifiggerlo perché comunque ha fatto un'ottima gara. Sì, gli ingressi, noi avevamo comunque qualche problemino a livello fisico di qualche ragazzo che avevano recuperato bene, però il mister è stato bravo, insomma, perché abbiamo comunque una rosa ampia, abbiamo altri ragazzi che stanno in forma, quindi l'ha tenuti magari inizialmente fuori perché chi ha giocato ha dato tanto e loro che sono entrati comunque hanno dato il loro contributo, perché ricordiamo questo è un gruppo che sta molto bene insieme
vuole fare tanto, vuole dare tanto a questa causa e quindi indipendentemente da chi gioca, ognuno 5 minuti, un'ora danno il massimo e si è visto ieri, si è visto nelle altre gare. Alessandro, allora, ieri 21 persone convocate, 11 in campo e gli altri in panchina. Per la prima volta, poi lo chiedo pure a Roberto Chiuzzo, perché qui la gente ci hanno telefonato, messaggi, sms e quant'altro, WhatsApp, e non figuravano tra i convocati i vari Anastasio, Varone, Zotti e Verna. Ecco, come te lo sei spiegato? Intanto mi scuso per questa tosse tambureggiante, siamo tutti acciaccati. Sono anch'io vittima delle 2 giornate, delle 2 serate non ne parliamo. al San Vito Marulla, dove il freddo, diciamo, che è padrone incontrastato. Speriamo che tra le tante cose belle che stanno sorgendo a Cosenza presto ci sia uno stadio come in programma di livello nazionale, coperto, caldo, e quindi possa essere un fiore all'occhiello. Detto questo, Franco, col sorriso sulle labbra mi sembra che il mercato si avvicini a tamburo battente, e quindi è evidente che se c'è qualche non convocato lo si può leggere in 2 maniere. Uno, l'allenatore e lo staff tecnico sta facendo delle pubblicità, delle scelte. Allora, continuiamo dopo. Sì. Allora, va bene. La domanda te la pongo dopo, nel frattempo vediamo di metterci in contatto col sindaco di Cosenza Occhiuto. Restate con noi, pubblicità, grazie. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Seconda parte di Replay, arrivano tantissimi messaggi, salutiamo Elio Principato, per il quale, caro Alessandro, a suo dire la colpa è del consulente della FIGC, del dottor Castelli, perché ha fatto mettere dei rulli di 60 quintali. Ma quello che ho detto io, Franco, è diventata una massa, eccetera, eccetera, quindi questo è un problema però tecnico. Uno dei problemi, diciamo Elio Principato, noi quando vorrà venire qui nei nostri studi lo ospiteremo, saremo felici di ospitarlo insieme a qualche altro tifoso. Sperando che la situazione appunto del terreno di gioco del stadio San Vito Marulla possa naturalmente progredire col passare del tempo e in questa festività natalizia, perché poi c'è la pausa. Sì. Alessandro, stavi dicendo 2 cose. No, stavo dicendo che chiaramente attenzione, un segnale della regia, no, vado, i mancati convocati sono... Come? Ah, c'è la telefonata, il mio ente giù, c'è la telefonata, vediamo Benissimo. Un attimino se riusciamo allora... Di Maior... Ecco, c'è la telefonata, vediamo che in linea se abbiamo il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, pronto? Sì, pronto? Ah, ecco qua, abbiamo il sindaco, per favore Leonetti un po' di volumi in studio, grazie. Sindaco, grazie per aver accettato l'invito. Grazie a voi. Buonasera sindaco. E qui abbiamo Aldo Cennamo, il nostro compagno di viaggio e d'avventura, il vice allenatore del Cosenza Roberto Chiuzzi. Buonasera. E il collega della Gazzetta dello Sport, caro sindaco Occhiuto, il nostro Alessandro Russo. Si è parlato dello stadio, si è parlato del terreno di gioco e volevamo appunto sapere come stanno effettivamente le cose, perché abbiamo ricevuto un sacco di mail, messaggi, WhatsApp. I tifosi del Cosenza naturalmente sono un po' preoccupati. Sì, le cose al momento sono queste. Intanto fino al 27 c'è il tecnico agronomo che è stato incaricato anche dalla società che adesso ha la manutenzione del campo, che ha assicurato che per il 27 faranno degli interventi per cui non dovrebbero esserci problemi fino al 27. Poi nel frattempo ha preparato una perizia in cui è indicato tutta una serie di lavori che dovranno essere fatti poi dal 27 fino al 19 gennaio, quindi ci sarà, nel momento in cui ci saranno tempi disponibili, insomma, per realizzare queste opere. Giusto. Che dovrebbero, che anzi sicuramente, da quello che io non sono un tecnico agronomo, quindi mi affido a quelli che sono i migliori esperti che abbiamo interpellato e che in questo momento stanno facendo delle valutazioni, che tra l'altro questo agronomo già da 1 mese e mezzo che sta... Ma è la ditta Crucitti questa, sindaco? La ditta Crucitti. Ah, sì, benissimo, quelli che hanno pure, mi pare, anche Crotone, se non vado errato, in manutenzione. Loro adesso assicurano che dal 19 al 27, con i lavori che saranno proposti,
riusciremo a rimettere a posto, diciamo, il campo. Benissimo, intanto Alessandro Russo, domande per il sindaco di Cosenza Mario Chiuto. Di nuovo buonasera sindaco, volevo chiederle, al di là della situazione che lei ha illustrato in maniera precisa, della situazione quella evidente dei lavori di riqualificazione al Manterboso che dovranno, chi si è aggiudicato il lavoro dovrà portarlo in una situazione decente per una città come la nostra che è sicuramente la locomotiva della Calabria in questo momento dal punto di vista anche urbanistico e quindi merita un'attenzione particolare. Proprio in questo senso, prima mi sono permesso di dire che Cosenza presto avrà uno stadio diverso da quello un po' vetusto, concepito negli anni 60, quindi con una idea di calcio ormai superata e con un'idea di comfort e di impatto sui luoghi e sullo spettatore davvero poco edificante per una città che guarda al futuro. Com'è la situazione? No, guardi, noi abbiamo avviato le procedure di gara, credo che in questo mese di dicembre potremo aggiudicare la gara che riguarda il progetto preliminare, così come concordato con la società di gestione del risparmio che insieme al fondo, diciamo, ha proposto di realizzare questo intervento del nuovo stadio di Cosenza che viene costruito sul vecchio stadio, quindi sarà un'opera straordinaria e io penso che spero che nei prossimi anni potrà venire alla luce, insomma, in modo che appunto anche Cosenza, una delle prime città in questo caso, diciamo, che per iniziativa pubblica ricostruisce un nuovo impianto sportivo di queste dimensioni, che diventa anche un'opera di architettura e di rigenerazione urbana di quartieri che sono lì vicino, cioè lo stadio, San Vito, via Popilia, insomma, con tutto l'asse della città dello sport. Insomma, è un'opera di grande impatto, di qualità, sulla quale noi puntiamo. Adesso però io vorrei concentrarmi su questo problema perché credo che sia quello che giustamente i cittadini, i tifosi, così Sindaco, ma non solo Cosenza, perché a livello nazionale non ne siamo usciti bene assolutamente. Guardi, noi abbiamo fatto tutto il possibile, mi dispiace e chiedo scusa se ci sono stati degli inconvenienti, però teniamo conto che il Comune di Cosenza in pochissimo tempo dopo che la Lega ha prescritto dei lavori ha trovato le risorse, che sono circa 1 milione di euro, ha appaltato in poco tempo queste opere dopodiché, voglio dire, se ci sono stati degli inconvenienti, se c'è stato rispetto al terreno di gioco, soprattutto mi riferisco perché per quanto riguarda le altre opere abbiamo avuto riscontro che tutto è venuto così come era previsto, quindi diciamo le altre opere che riguardavano gli spogliatoi, gli spalti, la sicurezza, le strutture di visione fra una tribuna e l'altra, insomma tutto il resto che più o meno ammonta a 700.000 euro di lavori è stato eseguito a perfetta regola d'arte. Questi che riguardano un terreno di gioco purtroppo devo constatare che questo che non è avvenuto, per cui noi, il sindaco per primo vuole accertare le responsabilità e non è stata pagata la ditta esecutrice perché ovviamente alla presenza di questi problemi gli uffici giustamente hanno bloccato i pagamenti. Quello che era stato prescritto dalla Lega, che non era l'intervento sul sistema drenante ma sulla rizzollatura e sul livellamento del piano, no? Con la sabbia si dice ovviamente che è sottostante alle zolle, è stato eseguito così come doveva essere previsto. Se la ditta ha utilizzato materiali non idonei, se ci sono state delle problematiche perché ovviamente una delle opere da fare era un risarcimento completo dell'impianto di irrigazione. Se ci sono state durante l'esecuzione del lavoro delle problematiche che in qualche modo hanno compromesso anche parte del sistema drenante, chi ha realizzato male questi lavori e quindi non ha eseguito in conformità a perfetta opera d'arte, oppure chi non ha controllato se ci sono responsabilità di tecnici, se ne assumerà la responsabilità
intanto da un punto di vista economico, perché ripeto, le opere non sono state pagate e tutto quello che si fa sarà a danno, nei danni io vorrò anche calcolare quelli che sono i danni di immagine, anche di immagine alla città, anche all'amministrazione comunale che tanto si è prodigata per queste attività. Quindi non sono danni sicuramente provocati dalla fretta, perché noi abbiamo fatto in fretta come era necessario le procedure per espletare le gare, che però erano regolari e che rientravano perfettamente in quelli che sono gli strumenti che la legge mette a disposizione. Benissimo. Per quanto riguarda l'esecuzione, qui se ci sono difetti riguardano i materiali usati, riguardano opere che sono state eseguite con imperfette opere d'arte, prescrizioni come per esempio quelli che mi dicono devo valutare dell'utilizzo di rulli di 80 quintali, insomma ci sono delle valutazioni, adesso anche Crugitti ci dirà, anche rispetto ai lavori che dovranno essere fatti successivamente, che evidentemente non sono stati fatti bene. Ecco, detto tutto, chi è il responsabile di questo ne dovrà rispondere. Sindaco, una cosa che sì, Aldo, perché poi c'è mi fa piacere che lei con questo suo modo di parlare chiaro ha veramente toccato il nervo della situazione. Mi auguro che, come ha già scritto, perché ho letto anche la sua dichiarazione, che veramente se c'è una responsabilità questa volta per le figuracce che qualcuno ci sta facendo fare, venga fuori e si dica chiaramente chi ha sbagliato paghi, perché altrimenti questa città, che ormai è diventata, scusi, una città europea, non può essere mortificata per quanto riguarda un campo sportivo che voi avete fatto il possibile a renderlo utile nei tempi necessari, che qualcuno abbia sbagliato paghi senza assolutamente essere compiacenti con qualcuno, perché so come lavori e so la tua serietà. Ok. Ma devo dire che anche questo è la prima volta che avviene, mi faceva notare giustamente una persona che mi ha scritto che per inconvenienti su un terreno di gioco, viene chiamato in causa direttamente il sindaco. Con questo non è che voglio non Sindaco, posso chiederle un'altra cosa, un'ultima cosa? Il sindaco non ha certamente il compito di venire lì. A proposito di questo, un'ultima domanda, perché poi ce lo chiedono anche un po' di amici che ci seguono sia dalla Calabria che dalla Sicilia, ma la gestione del campo diciamo, San Vito Marulla è dell'amministrazione comunale in questo momento o della società Cosenza Calcio? La gestione e la manutenzione è della società. Benissimo. Però noi vogliamo collaborare ovviamente con la società. Noi siamo sempre per le collaborazioni, ci mancherebbe altro, perché siamo anche per un percorso che deve essere condiviso, da condividere. Esattamente, voglio dire, noi abbiamo immediatamente recepito quelle che erano le necessità, pure riportate più volte dallo stesso tecnico, dalla società, anzi prima addirittura si era pensato di fare il campo in sintetico, poi invece ci è stato chiesto di farlo in questo modo. Quindi noi ovviamente recepiamo tutto quello che è necessario, insomma, come richieste da parte della società e anche della squadra, però vogliamo condividere tutto, ci assumiamo anche le responsabilità. È un percorso comune, se ho capito bene. Devono essere fatti, infatti ho chiesto anche al Presidente Guarascio di condividere ancora di più, perché noi vogliamo essere di supporto, no? Vogliamo perché teniamo molto a questa società, a questa squadra, teniamo molto a Cosenza Calcio, abbiamo fatto grossi sacrifici tutti. Vero. Per arrivare nella Serie B vogliamo assolutamente restarci. Grazie Sindaco, da parte mia, da parte di Franco Seghedo, da parte della redazione di Teleuropa di Replay. Grazie a voi per essere intervenuto, grazie. Allora, abbiamo avuto il Sindaco Mario Chiuto, vediamo se riusciamo ad ascoltare anche la voce della società, ossia quella del Presidente Eugenio Guarascio. Naturalmente non so se ha ascoltato quello che ha detto il Sindaco, se interverrà con noi, gli faremo qualche altra domanda e vediamo un attimino come intenderà proseguire da qui naturalmente alla fine del girone di andata. Alessandro Russo, quello che ha detto il Sindaco, un minutino. Diciamo che il Sindaco ha riprecisato la posizione ufficiale dell'ente comune che da quello che si è capito ancora la ditta che sta seguendo i lavori non ha beccato un quattrino, bisognerà capire. La prima ditta, quella che c'è la Carella. Quella che è evidente che ci sono anche delle situazioni che vanno chiarite, perché
il danno d'immagine è pesante, nel senso e mi sembra evidente che una società, una città blasonata come Cosenza non può consentirsi di essere sbertucciata né per Cosenza Hellas Verona né per Cosenza Benevento, perché poi le cronache sportive sono quelle che rimangono. Quando le cronache sportive nazionali Rai Sport, ti prendono di mira, non è proprio bellissimo, ripeto, anche perché è una città che ha guadagnato una posizione positiva nel modo di vedere le realtà urbane italiane, e quindi il calcio dovrebbe essere il fiore all'occhiello. Lo è per certi versi, perché il Cosenza è una squadra con una tifoseria che sta dimostrando grandi numeri, la squadra gioca bene, manca... C'è un'altra telefonata, ecco qua, io vedo dalla regia, Franco, esatto. La telefonata. Mi ha anticipato ancora una volta, abbiamo l'altra telefonata, dovrebbe esserci con noi il presidente del Cosenza Calcio, Eugenio Guarascio. Pronto Presidente? Sì, pronto? Oh, grazie, pronto? Grazie Presidente per essere intervenuto alla nostra replay, sono Franco Segreto. Grazie a voi e buon pomeriggio a tutti. C'è Alessandro Russo della Gazzetta dello Sport, c'è il vice allenatore Roberto Chiuso del Cosenza Calcio, che oggi ci ha fatto visita, lo abbiamo ringraziato, e naturalmente il nostro opinionista Aldo Cennamo. Presidente. Allora Presidente, noi abbiamo avuto poco fa al telefono il sindaco Mario Chiuto, abbiamo parlato della situazione del terreno di gioco del San Vito Marulla. Ha detto che in questi giorni la ditta Crucitti si darà da fare perché c'è il 27 la prossima partita con la Salernitana, l'ultima diciamo in casa del girone di andata, il terreno di gioco è quello che è, c'è stato il rinvio, le cose non vanno bene, i tifosi sono come dire, un po' preoccupati, ci ha detto la sua, ha detto che la gestione del terreno di gioco e dello stadio appartiene al Cosenza Calcio, però il comune, l'amministrazione comunale è sempre stata e sarà sempre di supporto, farà da supporto a questa situazione e dice per condividere insieme un percorso per il bene appunto della squadra, della città e della tifoseria del Cosenza. Lei cosa dice? Io cosa dico? Dico quello che ormai hanno visto tutti, nel senso che il terreno di gioco rispetto a quello che erano le nostre aspettative non ha funzionato per come dovrebbe funzionare, per cui ci sono state delle piogge, è vero, a ridosso della partita e durante, e queste piogge non sono... Cioè il deflusso dell'acqua non ha funzionato per come dovrebbe funzionare, quindi questo è un problema che non c'entra nulla la manutenzione, diciamo, di chi fa la manutenzione. Quindi è un problema loro, non c'è noi che fa la manutenzione, abbiamo capito. Allora, prima Alessandro Russo e poi Aldo Cennamo. Per chiarire, mi pare che il sindaco è stato molto chiaro, ha detto che lui adesso andrà a verificare, ha fatto anche un comunicato, se ci sono responsabilità, chi è responsabile di questa situazione, di non aver dato la sicurezza al campo sportivo per poter giocare una partita, sarà sicuramente visto, perché non è possibile che tutti i pareri sono favorevoli, poi direttori di lavoro e ditte che hanno fatto, quindi il sindaco è stato molto chiaro e altrettanto chiaro è stato il presidente della società che in questo momento ha bisogno di un campo sportivo per dare al Cosenza Calcio, al calcio cosentino la possibilità di vedere una squadra che gioca, perché la squadra gioca bene, di poter avere un terreno di gioco anche idoneo per poter vedere una partita. Quindi se ci sono responsabilità andiamolo a cercare e cerchiamo di dare al Cosenza, ai tifosi, la tranquillità necessaria, perché chi ha sbagliato deve pagare, Presidente. Ma guardi, io ora qui non voglio fare, diciamo, una serie di disquisizioni che insomma non sta a me ora stabilire chi ha le responsabilità. Certamente qualcuno ha fatto questi lavori e chi ha fatto questi lavori non sono stati fatti, probabilmente non sono stati fatti bene. A norma, a regola d'arte, insomma. Perfetto. Avete visto tutto che c'è un problema che poi questo problema, diciamo, è stato ampiamente amplificato, perché poi basta poco, no? Per cui tutto si ripercuote sul Cosenza Calcio e chi gioca sul terreno di gioco.
Ma al di là di questo, io quello che stiamo cercando di fare noi già da tempo, ma vorremmo anche che si facesse già subito per la partita del 27 che abbiamo, quella con la Salernitana, noi siamo anche disposti ad accollarci tutti gli oneri, però noi vogliamo il controllo totale di quello che si va a fare al San Vito Marulla, perché solo in questo modo il Cosenza Calcio potrà rispondere un po' di tutto quello che avviene. Noi chiaramente siamo impegnati sul campionato, come sapete già l'anno scorso avevamo segnalato e abbiamo segnalato più volte che il San Vito necessitava di alcuni lavori. L'amministrazione, il sindaco in particolare, ci ha sempre rassicurato e devo dire che è stato anche abbastanza solerte a fare questo. Però i risultati purtroppo, come si dice, non sono al meglio. Quindi Presidente del Cosenza Calcio, se ho capito bene, l'assunto è questo, desidera avere il controllo totale della situazione del San Vito Marulla, quindi sarebbe anche propensa, se ho capito bene, la società a darsi, come dire, una regolata in questo senso, per aiutare la baracca, o no? Sì, ma un po' fare quello che è avvenuto pure in altre situazioni, dove la società di calcio può intervenire, fa diciamo, i lavori, ne è responsabile. Sì. E poi con l'amministrazione si trova, diciamo, un modo per avere un punto di eventuali diciamo, rimborsi di quelle che sono le attività, fatto tutto in una maniera molto chiara, col controllo gestionale. Perché se no noi siamo, in qualche modo dobbiamo, non possiamo far altro che fidarci di quelli che poi sono i responsi di chi andrà a fare i lavori, ma non abbiamo nessun controllo sui lavori che sono stati fatti finora. Alessandro Russo per il Presidente Guarascio, grazie. Presidente, buonasera. Io ho il piacere ogni tanto in maniera informale di conversare con lei anche nei luoghi più atipici, magari anche sulle passeggiate del MAB cosentino. Al di là dell'Andrea, io le vorrei fare una triplice domanda. 3 domande su 3 argomenti diversi. L'ultima sicuramente è quella che sta più a cuore ai tifosi del Cosenza, quindi la lascio in coda. La prima è quella relativa alla presenza ieri di Longhi, che ho incocciato per sbaglio nella zona hospitality. La seconda, come mai era presente Longhi della Lega Calcio. La seconda è relativa ad un mio pallino, ma penso che sia un pallino oggettivo, di club e di società serie come quelle che lei guida ormai da anni con profitto, profitto nel senso con buoni risultati, in maniera anche egregia dal punto di vista della gestione, della normalità, che non è cosa da poco. Il fatto di riuscire a patrimonializzare, cioè quello di... Si ricorda, ne parlavamo al telefono molti anni fa, forse il primo anno che lei diventò presidente, quello di cercare di fare un centro sportivo per il Cosenza che possa essere il punto di partenza per una squadra che deve guardare al futuro in ottica di progettualità, come fanno l'Empoli, come fa l'Atalanta, come fanno tante squadre, cioè ad avere un centro sportivo dove con la foresteria i ragazzi si possono allenare, la squadra si può allenare, si sta tutti insieme e si lavora per una progettualità a lunga scadenza. La terza domanda, le prego di darci delle indicazioni se può, so che i suoi uomini sono già al lavoro e poi dirò anche qualche nome delle trattative in corso. Il Cosenza, a mio avviso, come analisi, ha bisogno sicuramente di rinforzi, cioè questa squadra ha bisogno di aiuto, nel senso che sono una grande squadra a cui servono, a mio avviso, l'ho detto sempre, quindi lo dico anche in sua presenza ufficialmente, 4 uomini, 1 per reparto. Il direttore sportivo Trinchiera so che è al lavoro, credo che, e sicuramente avrà il suo avallo, cosa si sente di dire ai tifosi del Cosenza, anche perché ci avviciniamo a Natale, non vogliamo che il nostro Presidente faccia un regalo in anticipo, però che ci dica, rassicuri la piazza che questa squadra potrà lottare per la salvezza con qualche uomo in più. 3 domande, il Presidente speriamo che le abbia le risponde. Allora, relativamente alla prima, la presenza di Longhi come sapete è un braccio operativo, un tecnico, diciamo un referente della Lega, il quale era presente
perché il Presidente Balata chiaramente su questa vicenda del Cosenza e del San Vito Marulla è stato sempre attento, ha sempre seguito un po' tutte queste fasi e quindi essendoci stata una sospensione per una partita è venuto proprio perché si voleva appunto far giocare le due squadre che, devo dire la verità, a differenza della prima partita che non è stata fatta con il Verona, ma perché il Verona non l'ha voluta fare, ci siamo invece trovati di fronte al Benevento, il quale Benevento insomma è una società guidata dal collega Vigorito, persona sportiva, persona per bene, il quale ha voluto lui stesso che la partita fosse appunto ripetuta, come avete visto. Poi Sì. è chiaro che poi le polemiche sono nate sulla base del risultato, poi quelli fanno parte del gioco delle parti, ma comunque la partita è stata fatta, credo che è stata fatta una buona partita da entrambe le squadre, noi sicuramente meritavamo di più e quindi questa è un po'... Andiamo alla seconda domanda. Qual era la seconda domanda? Sul centro sportivo. Sul centro sportivo. La seconda domanda è il centro sportivo. Sì, allora, Presidente. Questa questione del centro sportivo io lo vado dicendo da anni e vado dicendo pure che dobbiamo tutti evitare di mettere la polvere sotto il tappeto. Dobbiamo dire la verità, lo dobbiamo dire un po' a tutti. Sì. Cosenza in questo, come dire, nella fase dei fallimenti e nella fase anche di quando è stato in B, non ha mai avuto un centro sportivo. O mi pare che se ne ha avuto uno, l'ha avuto praticamente in un paesino, diciamo... Sì, quello del Virginia, sì, come no. Che si trova al Virginia. Il resto non l'ha mai avuto. Le strutture presenti, e ce ne sono tante, realizzate con soldi pubblici, che sono presenti e ce ne sono tantissime a Cosenza, sono tutte praticamente gestite da privati, i quali privati fanno scuola calcio e queste scuole calcio servono non per il Cosenza, ma servono per i club di B e di A che sono al di fuori, diciamo, della Calabria. Questo è il vero problema. Terza Queste domanda. strutture noi le utilizziamo parzialmente e anzi ringrazio per questa concessione che ci danno, ma attualmente non c'è nessun centro sportivo. Per realizzare un centro sportivo bisogna trovare un'area che purtroppo forse l'abbiamo individuata su Rende, perché su Cosenza si fa fatica a trovare un'area che sia adatta e che abbia le caratteristiche per fare un centro sportivo. Quindi, come sapete, questa è la vera verità, che la sanno tutti questa verità. Ora, il Cosenza in questi anni sta, come dire, si sta proprio adattando a quello che sono le strutture esistenti. Presidente, ci dà l'ultima risposta alla terza domanda di Alessandro, che dobbiamo andare in pubblicità. Il mercato. Allora, sul mercato e su quello che poi è... Che è quello che chiedono i tifosi, insomma, i nostri telespettatori. Quello che chiedono i tifosi. Noi credo che stiamo facendo, insomma, al di là di quello che poi è la classifica, ma io credo che noi stiamo facendo un campionato di tutto rispetto. Non siamo secondi a nessuno, nel senso che abbiamo una buona squadra, abbiamo un buon staff tecnico. Ora, chiaramente su quello che poi è il nostro interesse, ma è l'interesse mio, della società, dei tifosi, noi faremo sempre sicuramente le cose ragionate e che come dire, ci consentono di restare a questa categoria, perché questo è il nostro obiettivo primario. Ora, Russo parlava di 4 elementi. Sì. Io insomma non so se sono 4 elementi o quanto saranno. Certamente Trinchera, il direttore sportivo, d'accordo con
l'allenatore, insomma nei prossimi giorni ci incontreremo e affronteremo questa problematica. Quello che posso dire è che i ragazzi, la partita di ieri, noi abbiamo incontrato una squadra credo tra le più importanti, oltretutto era anche come dire, indicata tra quelle che dovevano fare le favorite per la categoria. Credo che chi ha visto la partita si è reso conto che i nostri non hanno sfigurato, anzi secondo me insomma il pareggio a noi ci sta molto stretto, quindi ora insomma parlare di smantellare e di andare a noi insomma credo che abbiamo una buona squadra. Presidente, partire da questa e vedere di fare dei rinforzi insomma, adeguati alla causa per poter fare bene. Presidente, grazie per essere intervenuto e noi ci auguriamo che il 27 il Cosenza possa giocare regolarmente a San Vito Marulla contro la Salernitana. Al momento è alle 21 l'orario, però ci chiedono se l'orario può essere spostato o meno, poi questo si deciderà più in là. Ma la cosa principale è giocare al San Vito Marulla. Grazie Presidente, grazie, auguri, buon Natale. Grazie a voi. Saluti. Ok, allora grazie prima al Sindaco Mario Chiuto, adesso al Presidente del Cosenza Calcio Gino Guarascio, poi faremo una sintesi, pubblicità. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Terza ed ultima parte di replay, Alessandro, ce n'è tanta, Anche per i nostri colleghi, quelli che ci seguono sempre, perché prima il Sindaco Mario Chiuto, poi il Presidente del Cosenza Calcio Eugenio Guarasci hanno chiarito un po' le idee e la situazione. Vogliamo fare una sintesi, 30 secondi, di quello che è uscito fuori? Ma sicuramente il Sindaco ha detto che la situazione del campo è oggettivamente non è quello che ci si attendeva e che quindi ci sono delle considerazioni in corso per quanto riguarda le ditte che hanno lavorato, che c'è un lavoro in corso per far sì che il 27 si possa arrivare a una situazione tranquilla, tempo meteorologico permettendo. Guarascio ha detto che il Sindaco e il Comune hanno fatto la loro parte in maniera anche positiva e che però vorrebbero forse per gestire in maniera completa lo stadio vorrebbero prendere in mano la situazione. Poi Guarascio ha detto tante altre cose, centro sportivo, mercato. Il mercato poi ne parleremo. Ne parleremo perché il tempo stringe, andiamo a sentire quello che hanno detto Enzo Leonetti, Braglia prima e poi Bucchi, l'allenatore del Benevento. Partiamo con le dichiarazioni dell'allenatore del Cosenza Braglia, grazie. Io penso che noi abbiamo fatto qualcosa in più di loro, se mi permettete. La squadra ha giocato bene, c'è stato un grande Palmiero che ha fatto girare tutta la squadra, però tutti i ragazzi, anche chi è entrato con la testa giusta, hanno dimostrato che volevano fare il risultato, hanno dimostrato che in fondo in questo campionato ancora una volta e più di una volta noi ci vogliamo rimanere e ci vogliamo stare alla grande, perciò ora manca ancora 2 partite, poi alla fine tireremo le somme e vediamo. Abbiamo avuto un sacco di problemi in questi 5 mesi del girone d'andata, dobbiamo essere bravi e levarci le soddisfazioni che ci meritiamo tutti. Io credo che noi abbiamo fatto qualcosa in più di loro e lo ripeto. Poi come gioca il Benevento in questo momento lo sappiamo, gioca 3-5-2, a volte inserisce degli ali offensive tipo Improta ai lati, è una squadra che ha un valore enorme per la categoria, però io penso che se c'era una squadra che doveva vincere quella era il Cosenza. Ormai qui è diventata abitudine quando vengano qua a iniziare a lamentarsi del campo. Il campo ieri non potevi giocarci perché la palla non rimbalzava, oggi la palla rimbalzava, il campo era pesante perché ha piovuto,
si è assorbito l'acqua e il campo era pesante, come era pesante per loro era pesante per noi. Onestamente mi trovo anche, non vorrei usare parole un pochino maleducate, il fatto che tutte le volte ci si aggrappi su una cosa che non dovrebbe essere, perché non è nemmeno giusto che abbiano dato la partita a tavolino al Verona, perché non è giusto in una categoria come la Serie B dare partite vinte a tavolino. E per colpa di chi? Noi non abbiamo colpe, parliamoci chiaro. E allora, tutte le volte vengano qui, si aggrappano la zolla di qua, la zolla di là, la facessero finita e giocassero. Se sono più bravi vincano, se no vanno a casa lo stesso. Ecco qua, Braglia, più chiaro di così, cara Roberto Chiuzzi, è così diretto, toscanaccio. Allora, vuoi dire qualcosina? No, vabbè, Tu hai diretto dalla panchina ieri per un tempo e mezzo e lui si è presentato in sala stampa, giustamente. Certo, giustamente, perché poi il lavoro è suo, il lavoro è del mister, noi siamo lì, gli stiamo a fianco e lo teniamo tranquillo in alcuni momenti, perché quello che avete visto in questa ultima parte della conferenza stampa è proprio il mister Braglia, quindi quando si arrabbia? Quando si arrabbia lui è giusto, si fa rispettare in tutti i modi, fa rispettare la squadra, fa rispettare l'ambiente, un ambiente che sente, adesso lo sente tutto suo. Ricordo quando è arrivato qua, giustamente un tecnico forte, di personalità, io andavo un po' sempre più leggero, tranquillo, mi chiese un giorno spiegami un attimo com'è la situazione. Io gli ho detto mister, Cosenza in questo momento, questo ambiente ha bisogno di una persona che ci trascini, vada avanti che noi la seguiamo. È stato questo, dovrà essere questo e questo tecnico ci darà tanto, insomma. Benissimo, allora io direi di andare, visto che il tempo stringe, andare a vedere quello che è successo a Crotone e poi sentiremo Massimoddo. Allora, Enzo Leonetti, andiamo a vedere gli highlights per favore di Crotone e Venezia. Crotone che si trovava di fronte l'ex allenatore dello scorso anno, Walter Zenga. Grazie. Ancora secco di vittoria il Crotone, che resta impantanato in zona play-out. Oddo le sta provando tutte, alterna uomini e moduli alla ricerca della formula più efficace, ma i risultati, per un motivo o per un altro, non arrivano. Il Venezia di Zenga ha sorpreso i rossoblù, continuando la striscia positiva dei risultati e consolidando una classifica più tranquilla da quando siede sulla panchina veneta. Nel primo tempo però la differenza l'hanno fatta la fortuna, quella che è mancata a Budimir sul colpo di testa finito sul palo, e l'attenzione alla difesa calabrese, non sufficiente sullo stacco di Modolo che ha concretizzato il vantaggio arancio-nero-verde. La reazione del Crotone c'è stata, inconcludente però nel primo tempo, più convinta nella ripresa dopo i cambi effettuati da Oddo, un forcing premiato dal rigore concesso per il contatto tra Schiavone e Zanellato, tra i migliori nella squadra di casa. Dal dischetto Budimir ha realizzato il gol del pari. Il resto della gara ha visto il Venezia premere sull'acceleratore e sfiorare il sorpasso, mancato di poco però anche dal Crotone, vicinissimo al 2-1 con Zanellato, con un colpo di testa che avrebbe potuto evitare i fischi dell'uscita al termine della partita. Fischi ancora all'uscita, c'erano fischi con Stroppa, continuano ad esserci fischi naturalmente con Massimoddo. Ma che succede a Crotone? È possibile che questa squadra non può riemergere? Ne abbiamo sempre discusso, parlato, giocatori di categoria superiore, 5 nazionali addirittura, c'è gente che praticamente ha manifestato l'intenzione ai loro procuratori di voler andare via, eccetera, eccetera. Insomma, Alessandro, come la inquadri? Ma sicuramente lo abbiamo detto più volte, è una squadra che ha in mente secondo me ancora la Serie A, molti giocatori hanno in mente la Serie A, erano convinti di poter giocare un campionato di vertice. Quando poi ti trovi, penso che Roberto convenga, in una situazione diversa dal punto di vista proprio mentale, a cui non sei abituato, non è mai semplice poi calarsi nella mentalità di una squadra che deve fare punti. Il Crotone i punti li potrà fare, con il Venezia ha rischiato di perdere e di vincere. Oddo le sta tentando sicuramente tutta, la squadra dal punto di vista dell'organico è una squadra secondo me da primi posti, i numeri dicono il contrario e non è mai semplice venirne a capo. Poi credo che a gennaio Radio Mercato dice che potrebbe esserci una mezza rivoluzione. Roberto Chiuzzi, il Cosenza ha incrociato il Crotone, che impressione hai ricavato tu di quella partita dalla panchina? Sicuramente il fatto mentale sta pesando. Incide molto. Sì, incide molto perché come diceva Alessandro
quando sei abituato, sei costruito a vincere e poi ti trovi in alcune situazioni, devi togliere fuori altro, non devi pensare a quello che eri, ma devi pensare a quello che sei e quindi toglierti da quei momenti brutti nel modo migliore, nel modo più pratico. Aldo Cenamo, c'era Zenga dall'altra parte ieri, tu non sei un grosso estimatore. Ieri era di fronte al Crotone, domenica sarà di fronte al Cosenza. 2 parole perché poi andiamo a sentire Massimo Oddo. Io sono contro questi cambi repentini come a Crotone c'è stato un cambio. Tu eri per Nicola. Esatto. Però giustamente come diceva il mister... Aldo, scusami, dobbiamo andare. Allora andiamo a sentire perché non si sente il tuo microfono. C'è maltempo, continua ad esserci maltempo. Enzo Leonetti, andiamo per cortesia ad ascoltare Massimo Oddo, grazie. Sicuramente abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, loro ci hanno un po' sorpreso cambiando modulo, la prima volta che giocavano così, ma avevamo preparato la partita su tutt'altro modulo, ma questo conta poco, nel senso che avremmo voluto essere molto più aggressivi, mettendosi a 3 abbiamo fatto un po' più fatica, però abbiamo fatto un discreto primo tempo, dove abbiamo creato anche qualche patagone, non abbiamo mai subito praticamente, è un momento così, purtroppo casca una palla in area e ci fanno gol, anche se poi comunque è un errore, una situazione su cui avevamo anche lavorato ma l'abbiamo subita. Poi il secondo tempo c'è stata un'ottima reazione, abbiamo cambiato qualcosina, non per demerito di chi è uscito, ma perché avevamo bisogno di cambiare assetto per contrastarli meglio, per cercare di andare un po' più in avanti e abbiamo fatto un ottimo secondo tempo. Secondo me avremmo anche meritato di fare più di un gol. Dispiace a tutti, però in questo momento come sempre mi tengo le cose positive, mi tengo la reazione della squadra, mi tengo l'aver ripreso una partita che per una squadra tra virgolette in convalescenza come la nostra, perché si tratta di questo, in queste situazioni di poca magari lucidità e dove prendi un ulteriore gol all'inizio e passi in svantaggio, avere una reazione, pareggiarla e provare a vincerla è una cosa positiva, quindi niente, noi continuiamo a lavorare, continuiamo a credere in quello che facciamo e prima o poi arriverà anche la vittoria. Che vi devo dire, questo schieramento ce l'abbiamo avuto anche in precedenza, ad esempio con il Cosenza, ma non è andato bene, quindi non è che dipende dallo schieramento, dipende dall'aggressività, la voglia di vincere, la cattiveria che ci metti in quella determinata partita. Sicuramente l'atteggiamento di oggi è stato un atteggiamento positivo, perché comunque anche nel secondo tempo abbiamo provato ad andarli a prendere, seppur con più difficoltà, ma per lo schieramento loro. Purtroppo quando ho dato la formazione, in quella formazione c'erano 2 punte, non potevo cambiare e mettere Spinelli esterno e quindi abbiamo dovuto fare di necessità virtù e poi nel secondo tempo abbiamo cambiato subito e con buoni risultati, ma ripeto, anche nel primo tempo Spinelli stava facendo una buona partita, Golemic stava facendo una buona partita, sono stati cambi, dovevo scegliere un difensore, Golemic era ammonito, ho scelto lui e davanti avevo bisogno di 2 giocatori più esterni e quindi dovevo scegliere o uno o l'altro. Queste le dichiarazioni di Massimo Oddo, a chi hanno convinto, a chi non hanno convinto. Aldo Cenamo. Con secondo me si è arrampicato molto sugli specchi il mister del Crotone. L'hai visto in difficoltà? Sì, molto in difficoltà, perché ho visto la squadra in difficoltà, ho visto proprio il gioco del Crotone in difficoltà, ho visto che è una squadra, come diceva il mister e come diceva Alessandro, non ha la mentalità per giocare in una categoria come la Serie B. O si immedesima in questa categoria, siamo alla fine della giornata andata, oppure il Crotone può rischiare, come hanno rischiato tante squadre che dalla Serie A poi sono precipitati in certamente non glielo auguro, però oggi la situazione devono guardarsi dietro. È una situazione drammatica, perché ha 13 punti e per salvarci vogliono 40-42 punti, quindi deve darsi una bella regolata. Allora, la rubrica di calciomercato, Alessandro Russo con le sue ultime notizie. Vai Alessandro. No, una rubrica un po' esagerato, sicuramente comincia a esserci qualche indiscrezione. È normale, no? Siamo lì per arrivare all'inizio. Dal Crotone. Vogliamo ricordare le date agli amici? Sì, si inizia il 3 gennaio e si chiude il 18. Il 18. Gennaio. Quindi il 18 a Milano, poi si chiude con il solito vernissage lì nell'hotel Il Melià e quindi vedremo
vedremo i colpi. Quanto riguarda il Crotone, partiamo da una situazione in uscita che è ancora calda, lo abbiamo anticipato sulla Gazzetta. Nalini interessa all'Udinese, questa è la prima cosa, ma secondo me ci saranno molte operazioni di mercato. Per quanto riguarda il Cosenza, dalle informazioni che abbiamo noi, il Cosenza dovrebbe andare su un portiere esperto, un difensore, un centrocampista e un giocatore offensivo. Questo vuol dire che uscirà qualcuno dei giocatori in organico. I nomi, 2 nomi, ma bisogna vedere perché non è facile, ma i nomi cominciano ad esserci. Il primo nome è Pomini. Portiere del Palermo, esperto, un portiere di sicuro affidamento, che è stato già sondato. Non è un'operazione facile, bisogna essere onesti, perché Pomini sta bene a Palermo, è una squadra importante, forse l'esca di un contratto biennale potrebbe essere una soluzione buona. L'altra idea è quella che riguarda Chiricò del Lecce, un giocatore che non sta giocando, ambito anche dal Monza, un giocatore che ha qualità, che ha gamba, che sa fare delle cose positive. Bisogna capire bene però quale sarà la situazione anche dei giocatori in uscita. Ormai siamo a 10 giorni dalla fine delle partite del Cosenza. Roberto perdonerà, anche il mister Braia, che so che è uno molto attento ai dettagli, ormai impazza il calciomercato e qualcuno andrà via. Bisogna vedere se Perez e Di Piazza rimarranno al Cosenza. In quel caso, se tutti e due escono, potrebbe entrare una punta centrale. Benissimo, allora Enzo Leonetti, visto che siamo vicini ai titoli di coda, andiamo a vedere la Serie C. Ringraziamo il nostro Gianluca Pasqua. La Serie C, grazie. Vediamo se sono pronti i servizi sulla Serie C. Il provinciale di Trapani non porta bene il rende. L'anno scorso arriva una sconfitta pesante, quest'anno di misura ma immeritata. I biancorossi hanno giocato a viso aperto con l'intenzione di difendere la seconda posizione in classifica, in solitario proprio dagli attacchi dei siciliani. L'approccio della squadra di Modesto è stato perfetto, ma gli eroi sotto porta, la rete di Tagordò sul calcio di punizione, hanno messo i padroni di casa in condizione di gestire il risultato. Nella ripresa, infatti, nonostante il possesso palla continuato da parte degli ospiti, il risultato non è cambiato, consentendo al Trapani l'aggancio in classifica. Allontanato dal campo il tecnico Modesto, irritato dalle continue perdite di tempo. Il gol di San Domenico ha regalato i 3 punti pesantissimi alla Regina sul campo della Casertana, mandando in tilt l'ambiente dei Falchetti. Le tante assenze non hanno condizionato la prestazione dei padroni di casa, che hanno attaccato con continuità alla ricerca del vantaggio, trovando sulla propria strada una difesa concentrata e il portiere Confente in stato di grazia. L'azione del vantaggio Amaranto, uno spartiacque tra gli assalti rossoblù finiti in un nulla di fatto. Botta e risposta ai minuti di recupero tra Vibonese e Juve Stabia. I calabresi mettono a dura prova la capolista per 90 minuti e trovano il vantaggio con Franchino sul calcio di punizione. La squadra di Orlandi si addormenta quando ha già i 3 punti in tasca e Carlini da terra riesce a scaraventare il pallone in rete sugli sviluppi di un calcio di punizione. Benissimo, allora ci fanno segno dalla regia che praticamente siamo arrivati alla fine anche per oggi. Solamente una notizia a volo, 30 secondi, e salutiamo il presidente del comitato regionale della FIGC Saverio Mirarchi, perché dopo la squadra della Casa Circondariale di Siano, una notizia molto importante, che lo scorso anno ha partecipato al campionato amatori organizzato dal comitato regionale della Calabria, in questa stagione sportiva sarà la Casa Circondariale di Paolo a debuttare in un campionato ufficiale della famiglia dei dilettanti. I detenuti del carcere del centro tirrenico quindi di Paola per la prima volta nella storia del calcio calabrese prenderanno parte ad un torneo di Serie D di calcio a 5. Tutto questo è un progetto fortemente voluto dalla dottoressa direttrice del carcere Caterina Arrotta, insieme al coordinato ancora e sostenuto dal presidente del comitato regionale della Calabria, dicevo Saverio Mirarchi, dal responsabile dell'attività di calcio a 5 per la Calabria Giuseppe Della Torre e dal presidente della divisione nazionale calcio a 5 Andrea Montemurro. La conferenza stampa si è tenuta sabato scorso. E allora Alessandro, con questo è tutto, poi quando il presidente Mirarchi sarà disponibile noi saremo ben lieti di ospitarlo e naturalmente di parlare del calcio a 5, del futsal e di questa bella iniziativa a sfondo sociale. Grazie ad Alessandro Russo della Gazzetta dello Sport e grazie a Roberto Chiuzzi, grazie a voi, vice allenatore del Cosenza, grazie ad Aldo Cena. Buon pomeriggio a tutti, grazie. In chiusura vi ricordo che il Cosenza domenica giocherà in trasferta alle ore 15 a Venezia, mentre il Crotone anch'esso giocherà in trasferta a Benevento domenica alle ore 21. Da parte di Franco Segreto è tutto, noi ci ritroveremo la vigilia di Natale dalle 15 alle 16 sempre con replay. Arrivederci, alla prossima!
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.